Allora, noi abbiamo la parola uomini. Quando diciamo gli uomini sono creature mortali, intendiamo tanto le donne che gli uomini. Però se diciamo che a casa mia ci sono 3 uomini e 2 donne, intendiamo 2 cose diverse, d'accordo? Quindi uomo significa tanto essere umano, e quindi tanto donna, tanto femmina che maschio, o anche soltanto maschio. La stessa cosa accade per lingua e dialetto. La lingua è ciò che si parla, parole povere, d'accordo? Quindi si parli dialetto, che si parli una lingua ufficiale, che si parli una lingua sacra, che si parli una lingua segreta, che si parli una lingua artificiale come l'esperanto, sono tutte lingue. Dopodiché queste lingue vengono impiegate in un modo o in un altro, cioè è la loro funzione che determina poi la differenza tra lingua e dialetto. La funzione è il contesto dove viene parlata. Allora, il dialetto non è niente altro che una lingua dialettale, ecco, in sostanza, una lingua dialettale, perché dal punto di vista glottologico lingue sono tutte, dal punto di vista sociolinguistico si dividono in lingue e dialetti, e poi le lingue possono essere, appunto come dicevo prima, lingue ufficiali, lingue di uno Stato, lingue sacre, lingue culturali. Per esempio, se lei va in Norvegia, c'è il norvegese che è la lingua nazionale, però la lingua culturale è il danese. I libri si scrivono in danese. Poi ci può essere una lingua appunto la lingua sacra, l'ho detto, ecco, e poi anche codici segreti sono lingue, anche quelli.